dire che c'è grande energia e entusiasmo, come vedo l'affluenza veramente è tanta. Devo ringraziare tutti i partecipanti, naturalmente gli sportivi di Albignasego e delle zone limitrofe. Siamo arrivati alla terza edizione, ringrazio per la collaborazione e l'organizzazione il gruppo podisti di Albignasego e l'Associazione Nazionale Carabinieri che ci supporterà dal punto di vista della sicurezza. È un'iniziativa sempre straordinaria, bellissima. Albignasego deve continuare ad essere la città dello sport, del movimento e della vita sana, e queste manifestazioni sono straordinarie. Sono particolarmente soddisfatto questa sera perché l'attesa era tantissima e vedo che la gente ha risposto molto bene alla nostra richiesta di partecipazione e speriamo che la maggior parte di questa gente si fermi poi alla fine con noi, perché ci sarà un terzo tempo e un quarto tempo molto bello, molto carino, con balli di gruppo alla fine e con gnocchi. Poi avremo frutta a volontà, avremo bibite, abbiamo torte fatte con le manine delle nostre ragazze che sono associate a noi, abbiamo la birra della birra antoniana. Cosa ne pensi di questa manifestazione? Ma della Summer Run bella, l'abbiamo fatta anche noi a Rimena a luglio, quindi è una bella manifestazione. Questa è una tappa importante, anche l'anno scorso sono venuta. La corsa mi piace, venire qua a Albignasego è una bella iniziativa. Avete già seguito altre tappe? Sì, ho fatto a Tappa Gazzignano, Morselice, sì, Sottomarina e quella successiva non mi ricordo più dove era, a Tribano. È la prima, ma da qualche parte bisogna pur partire, no? Quindi è la tua prima serata di corsa? Sì. Tu sai quanti chilometri sono questa sera? Sembrano 4 e 8 per me, quella corta. L'importante è esserci? Sì, è importante esserci. Soprattutto per il terzo tempo? Quello è fondamentale, come per il rugby, il terzo tempo è quello giusto. Ma è la prima tappa che fate? Sì. Sì. Allora, tu ti chiami? Angela. Tu ti chiami? Vittoria. E tu ti chiami? Giorgia. E quanti chilometri fate stasera? Boh. Interessante. Ma vi state divertendo? Sì. Sì. Albignasego non solo sport ma anche solidarietà. Abbiamo aggiunto anche la raccolta dei fondi per i terremotati, quindi anche stasera daremo atto alla sensibilità delle persone. Quindi un ringraziamento a tutti i consiglieri comunali che si sono resi disponibili a raccogliere i fondi e naturalmente alla protezione civile. La raccolta sta andando molto bene e aspettiamo tutti i corridori dopo la corsa e ricordiamo che c'è anche la protezione civile che raccoglie materiali soprattutto per l'igiene personale. Questo è quello che serve alle persone che purtroppo hanno subito questa tragedia. Le serate che abbiamo avuto al Festival Young di giovedì, venerdì e sabato scorso c'è stata una grande affluenza, abbiamo raccolto molti fondi, è stato sentito anche in particolar modo non solo dagli adulti ma anche dai bambini e questo ci ha commosso a dir poco. Noi vi aspettiamo anche nelle serate di domani sera, sabato e domenica alla Sagra di Sant'Agostino. Ciao a tutti!